A corner giovedì con una collocazione insolita rispetto al nostro solito, andiamo in onda il lunedì, ma quando si gioca ovviamente la domenica. Quando c'è il turno infrasettimanale noi siamo sempre pronti per commentare, approfondire, sviscerare quelli che sono i temi che propone la partita del Catania. Quella di ieri ha proposto un'altra sconfitta purtroppo per il Catania, l'ennesimo 1-0, senza che la squadra di Lucarelli abbia saputo proporre una reazione dopo lo svantaggio. Ne parleremo questa sera a corner, come sempre lo farò assieme a quelli che sono i miei compagni di viaggi, i vostri compagni di viaggio. Angelo Patanè. Purtroppo direbbe qualcuno, perché oggi è giovedì magro, dopo aver fatto il giovedì grasso della scorsa settimana, un post San Valentino che sicuramente non sarà graditissimo ai telespettatori. Peccato. Speriamo comunque ci siano dei giovedì e dei lunedì più sostanziosi. Buonasera ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera Angelo, un San Valentino calcistico con più spine che rose. Moltissime spine direi. Buonasera a Carlo Breve. Ciao Angelo, buonasera a tutti. Allora andiamo dall'altra parte dello studio dove per noi c'è Naomi. Buonasera Naomi. Buonasera, buonasera a tutto lo studio, agli amici e alle amiche a casa, soprattutto ai singolo, perché oggi è San Faustino, se proprio dobbiamo dirla tutta, quindi la nostra festa. Benissimo. Allora, un rapido passaggio, finalmente devo dire grazie alla regia, qui ho un multiscreen, un multiview che mi consente di vedere praticamente un po' tutti i collegamenti, le periferiche e le esterne. Allora grazie anche ai cugini che sono dall'altra parte nella sala VIP. Buonasera. C'è un infiltrato. Oggi abbiamo cambiato formazione anche noi. Esatto. Se ne sono accorti dell'infiltrato, pensavo che ce ne siamo subito accorti. Antonio è in 104, quindi abbiamo preso uno dei numerosi cugini di Catania e provincia. Uno dei fondatori, il mitico Davide Bruno. Non glielo dovevi dire, non se ne accorgevano a questo. Un altro cugino proprio di quelli... Che è la cover di Angelo Micale comunque. Giovanile. D'accordo. Torniamo da voi fra non molto ragazzi, intanto cominciamo questa nostra trasmissione come sempre con la copertina. È una copertina, vi invito anche a sentire le parole di questa copertina rispetto alla prestazione di ieri del Catania a Latina nel montaggio di Francesco Gigante. Un sorriso d'oro si alza Cisca Allora, abbiamo raccontato la partita con la colonna sonora che in qualche momento richiamava anche alcuni momenti difficili della partita di ieri. Vorrei sentire, prima di cominciare... Solo sulla dura legge del gol, non è un modo per prendere la parola come fa solitamente Angelo, ma è solo un dato, è solo un dato statistico. La dura legge del gol. Che cosa dice? Abbiamo un dato che ci dice che fino alla 19ª giornata, quindi prima del mercato di gennaio, questa squadra aveva realizzato 19 gol in 19 partite, uno di media a partita. Dal mercato di gennaio a oggi 6 gol in 7 partite, quindi la media realizzativa è addirittura scesa rispetto a 4 in unica partita. Ma anche Benevento 4 gol fa parte di quelle 19. Quindi c'è un bilanciamento. Quindi se il mercato di gennaio doveva servire a potenziare il reparto offensivo, che era la criticità più evidente del girone d'andata, ad oggi i risultati dicono esattamente il contrario. Minuto più, minuto meno, non segniamo da 200... Da Rapisarda a Foggia. Esatto, da 200... 3 partite 40, 260 minuti, grosso modo. Di questo stiamo parlando. Bene, rientro nei ranghi. Volevo sentire
Intanto Carlo, che ieri ha visto la partita con noi in studio durante diretta stadio, che segue tutte le partite del Catania, in 1 minuto e mezzo, 2 minuti, una prima analisi, diciamo, di quella che è stata la prestazione di ieri, se questa prestazione in qualche modo rappresenta un passo indietro rispetto a quello che avevamo visto nella partita anche in casa con la Casertana giocata in 10. Per gran parte. Rappresenta un passo indietro se guardiamo l'ultima mezz'ora dopo il gol del Latina. Sicuramente una squadra che si è spenta, è entrata di nuovo in blackout, non è riuscita a organizzare un'azione degna di nota e quindi questo sicuramente è un fatto molto grave su cui deve lavorare sicuramente il tecnico. Nella prima ora di gioco, ma direi i primi 45 minuti, il Catania aveva creato qualcosa di interessante, forse meritava sicuramente il vantaggio, però con i se e con i ma non si va da nessuna parte e in questo momento dove la squadra è in grandissima difficoltà dal punto di vista soprattutto psicofisico, e questa è la grande difficoltà del Catania in questo momento, non si riesce a reagire alle avversità e questo è una cosa molto grave su cui deve lavorare il tecnico, secondo me. Allora, questa è... Carlo, perdone, possiamo dire che tutto sommato c'era un'equivalenza sulle indisponibilità di giornata tra Latina e Catania? Questo per fare un'analisi quanto più obiettiva asettica possibile. Sì, Okay. sicuramente le assenze del Catania erano pesanti, soprattutto nel reparto di centrocampo, Alessandro, dove veramente il Catania era a corto di giocatori. Ma anche il Latina era a corto di giocatori anche in quel e anche e soprattutto in quel reparto, tanto da aver adattato Riccardi, che è un giocatore di qualità soprattutto offensiva, molte volte viene schierato come esterno d'attacco, lo ha schierato in un ruolo di centrocampista centrale con una linea di centrocampo a 4, perché loro facevano 3-4-3, tra i due centrocampisti centrali, quindi un ruolo dove si deve avere abbastanza legna e lui non ne ha, ma loro hanno sopperito con una partita loro attenta, giudiziosa, anche se con pochissima qualità. La differenza l'ha fatta l'errore in disimpegno del Catania al 15° credo, Castellini. di Castellini, è un ripiegamento pigro, una transizione come negativa. Picerno più o meno. Sì, anche, mi ricordo anche contro la Juve Stabia che abbiamo preso, il Catania ha preso gol con Anche una se in transizione negativa. Anche se in fuorigioco. Molto il gol pigra, della Juve sì, Stabia. anche se era in fuorigioco. Quindi dico, le assenze da entrambe le parti non possono essere sicuramente una giustificazione. Allora, volevo andare 1 minuto esatto da Naomi per avere... E Patanè? No, sto in silenzio. Un attimo, perché così sentiamo il polso di chi ci segue da casa e poi dopo sentiamo Patanè. Oggi voglio capire. Oggi vuoi capire? Oggi voglio capire. Le altre volte che facevi? Ho provato a parlare, oggi provo a capire. Sentiamo Naomi, dai. Bene, dalle parole di Lucarelli abbiamo appreso il motivo dell'assenza di molti giocatori, febbri, diarree, influenze, raffreddori, disinfettiamo lo spogliatoio del Cibalino e poi antibiotici a tinchitè. Ancora, visto l'andamento della stagione e visto i contratti di questi giocatori di Serie C per 2-3 anni, penso che il Catania faccia comodo in questa categoria per un altro anno. Saluti, Salvo. Buonasera, sì che abbiamo perso per l'11ª volta, ma per caso in studio siete vestiti di nero per il dolore? Mettete abiti colorati e stravaganti, rosso-azzurri, logicamente. Da 130 special. Io mi sono vestita così per fare una mavaria, no? Un po' da mavara, forse dobbiamo toglierla al Catania in questo momento. Buonasera, tutti vorremmo che il nostro Catania vincesse sempre, ma ci riprendiamo, ne sono sicuro, scrivono. Buonasera, 6 punti da play-out, 5 da play-off. Praticamente non siamo né Canni né Pisci, scrive Luca da Catania. Squadra vergognosa, gli unici vincitori sono sempre i fantastici ed unici tifosi del Catania. Lucarelli, dimettiti. Poi per riassumere un po' i primi messaggi, siamo pessi e questo è quanto per ora. Allora, Catania in ritiro? Sì. L'abbiamo anticipato oggi Durante l'anteprima corner? sì, a bel Quindi passo. non eravamo così farneticanti qualche puntata dietro nel dire che probabilmente questo ma neanche è un momento... ieri, perché Marco Carli nel post partita già da lo ha qualche chiesto puntata. anche a Lucarelli. Ho la sensazione che sono un po' in ritardo rispetto alle indicazioni che... Comunque, a bel passo il ritiro, almeno fino alla partita contro la Juve Stabia e poi si vedrà. Non reputo che il ritiro punitivo, nel caso in cui sia punitivo,
serva, e in questo sono d'accordo con Cristiano Lucarelli. Il ritiro che molte volte abbiamo sollecitato per il Catania non era un ritiro che rappresentava una punizione per un gruppo, per una squadra, per un team di atleti o di dirigenti. Rappresentava invece il momento probabilmente per chiarirsi, per conoscersi, per stare insieme e soprattutto per comprendere le ragioni e i perché una squadra composta in buona parte da giocatori estremamente navigati in altre categorie, tra l'altro, assolutamente importante quanto all'impegno economico profuso e quanto anche ai curriculum degli altri componenti la rosa rossa-azzurra, diventasse così fragile di fronte a un'emergenza minima, perché in fondo subire un gol nell'arco di 90 minuti, nei primi 45 minuti, è un'emergenza che una squadra di carattere e che ha determinate caratteristiche e soprattutto che ha determinati numeri deve riuscire a risolvere. E invece, per l'ennesima riprova, questo Catania ha dimostrato di non riuscire a fare il minimo indispensabile nel momento in cui si trova in difficoltà. È vero, gli avversari contro di noi sciorinano prestazioni importanti, ma ieri a parità di infortunati non reputo che ci sia stata questa enorme differenza fra Latina e Catania, così come sono d'accordo con te Carlo, primi 45 minuti il Catania ha giocato al livello del Latina, cioè due squadre mediocri, due squadre e che dobbiamo hanno... anche, Angelo, segnalare un altro errore arbitrale grave a danno del Catania, non che debba essere l'alibi, Ci arriviamo. ma c'era un gol realizzato al primo minuto da Costantino Ci arriviamo. dimostreremo con la Moviola che era regolare. Per onestà intellettuale abbiamo detto che la formazione è messa in campo da Lucarelli, ma l'abbiamo detto a bocce ferme, senza bisogno che Lucarelli poi lo spiegasse alla fine della partita, come è giusto che sia. Ma prima dell'inizio della partita, ti ricordi Angelo, noi abbiamo parlato degli infortuni che avevano costellato le ultime ore prima di dell'avvio della partita. Ci siamo riferiti per l'appunto a Chiricò, alla febbre di Cianci, abbiamo parlato di risentimento muscolare da parte di Chiarella, quindi abbiamo raccontato con la flebo. Abbiamo raccontato in realtà il grado di emergenza in cui il Catania e Lucarelli doveva affrontare questa partita. Soprattutto nei reparti di centrocampo e attacco, soprattutto lì, grande penuria di giocatori. Ma tutto questo non si sposa con un trend che dal mese di gennaio è certamente il peggiore del Catania degli ultimi tempi. No? Abbiamo guardato a specchio le prove di Tabiani e ci siamo accorti che il Catania con un numero inferiore di gol realizzati nell'era di Lucarelli e soprattutto nel momento in cui questa squadra è stata rinforzata a gennaio, al netto anche di questo calcolo matematico, non bisogna giocare al calcio per fare i calcoli matematici, basta avere una semplice calcolatrice per renderci conto che almeno nell'epoca di Tabiani abbiamo sofferto per una dozzina di pali che il Catania ha preso, tra pali, traverse. È una squadra che ci inebriava a tratti con le giocate di Chiricò, con i gol di Di Carmine, non riusciamo più neanche a segnare, soprattutto non riusciamo a vincere. E questa è una situazione che oggi Catania e dirigenza sono chiamati a risolvere all'interno del loro gruppo. Per questo il ritiro di oggi reputo che sia il primo passo saggio, non per punire i giocatori, non per punire l'allenatore, ma probabilmente per riflettere, per trovarsi tutti insieme, riflettendo ciascuno sugli errori che sono stati commessi, e non sono pochi. Allora, direi che andiamo da Naomi, ci facciamo dare qualche altro messaggio che già stanno girando comunque durante la trasmissione, e poi ci fermiamo e poi ricominciamo andando a vedere un paio di episodi della partita, mi pare anche giusto, così ci togliamo qualche dubbio. E poi... Il dubbio sul gol realizzato al Catania non ci è venuto, Alessandro, ma perché anche in campo i giocatori del Catania non hanno protestato. Io stamattina ho mandato un frame ad Angelo e ho detto guarda che era buono. Lui e poi noi siamo andati a lavorare. Lo ha ripreso ed effettivamente era regolare. Naomi. Scrivono:
Buonasera, se lo rifà altre 100 volte quel tiro al volo il giocatore del Latina non gli riesce, ci vuole fortuna anche a free rinnovo. Buonasera, partita giocata male e difesa maldestra, Riccardo San Pietro Clarenza. In prospettiva Tabbiani era il top, ma a Catania abbiamo un suffareggio, scrive Angelo. Poi col 4-2-3-1 l'unica punta viene sempre sopraffatta dai difensori, meglio il 4-3-3 dove anche la linea mediana può tirare in porta, ma devono tirare tutti, anche da fuori area, altrimenti meglio che vadano a lavorare. Forza Catania, forever Mariano. Suggerisco a Lucarelli, per evitare l'esonero, che gentile, di giocare con i tre davanti, Cicerelli, Di Carmine o Costantino e Chiarella fissi, con Peralta dietro, e risolvi i problemi. Poi se è scettico e si fa una risata, peggio per lui, vedrà il suo disastro molto presto e riderò io, puntini puntini, 4-3-3. C'è del sadismo qua, Sera, la sconfitta di ieri ha fatto male, però ora bisogna stare vicini alla squadra. Domenica in campo solo chi vuole lottare. Volevo chiedere dei giocatori che hanno la febbre chi potremmo recuperare per la Juve Stabia. Vincent, fiducia e ottimismo. Allora, grazie, io chiedo un messaggio per gli amici che seguono da casa, messaggi per piacere brevi, perché altrimenti molti non riusciamo chiaramente a girarli. Caricarli, certo. Messaggi 2, 3, 4, Parlando 4 di numeri, al scusami massimo. Angelo. Parlando, dico, di numeri, come Sì. per Naomi parlava No. di numeri, io sono per la specificità dei ruoli. Ne parliamo. No, veloce, una pillola velocissima. Se giocano come domenica scorsa Sturaro, Teio e Welbeck, deve essere 4-3, non può essere 4-2-3-1, perché metti uno di questi tre giocatori, nello specifico Teio, nella condizione di non esprimersi al meglio. Fuori dalla sua specificità. Fuori dalla sua specificità. Vabbè, ne parliamo, Questo è approfondiamo quello che anche questo tema, facciamo una pausa, ci torniamo fra pochissimo, restate con noi. Allora, riprendiamo da dove ci siamo fermati, facciamo un brevissimo giro di consultazioni, fra virgolette, Alessandro, sulla specificità dei giocatori. Sì, ma anche lo spunto di uno dei telespettatori che ci scriveva in merito a notizie su giocatori ieri indisponibili e possono recuperare. Questo discorso apre un tema molto più ampio che vorrei un attimo approfondire. Quello che in questo momento secondo me ci lascia molto perplessi è il silenzio diciamo del club. Alessandro, su questo posso intervenire io? Sì. Stamattina, nel senso, ho avuto una lunga chiacchierata telefonica con il vicepresidente, l'amministratore delegato Grella, che ha una precisa mia osservazione. È il momento che la società si faccia sentire la sua voce, parli insomma al pubblico, ai tifosi. La risposta è stata: questo è il momento di lavorare più che parlare. Evidentemente c'è tanto lavoro da fare, sanno che c'è tanto lavoro da fare. Però Angelo, Questo- posso permettermi? questo- L'anno scorso abbiamo visto altre cose. D'accordo, era un campionato. L'anno scorso era un campionato però diverso. Angelo, o hai una linea e ce l'hai sempre nella vittoria e nella sconfitta, se no dico. Ma non credo, Alessandro, non credo che sia un problema di vittoria o non vittoria, perché fino Angelo, a ieri la sera il comunicazione Catania minima- la comunicazione minima ha fatto a Catania- parlare i suoi tesserati. Angelo, I suoi tesserati perdonami. parlano sempre. Ok, ma a livello dirigenziale la comunicazione minima a Catania, secondo me, non è che sia il Vangelo, secondo me ci deve essere. Interrompo, integra. Sì, vai. Allora, lo dico da 3 settimane. Qui non è una questione di rimprovero sul non lavoro o il fatto di chiarire, confrontarsi, spiegare a chi ci ascolta, a chi segue il calcio, sia qualcosa che ti distolga dal lavoro. Angelo, c'è anche una filosofia probabilmente dietro diversa, un modo di lavorare diverso. Probabilmente una filosofia che avrà le sue corrette e coerenti ragioni, ma che in questi momenti io personalmente ritengo che non sia una filosofia che premi. Apprezzo di più, non io perché mi occupo soltanto di informazione, ma reputo che a livello proprio di informazione, di conoscenza, di riconoscibilità delle questioni, dei problemi, sia molto opportuno un chiarimento,
magari stanno riflettendo, magari faranno una conferenza stampa. Senti, Angelo, magari faranno qualcosa, diciamo. Angelo, credo che sia eventualmente leggermente in ritardo, ma è il mio pensiero. Faccio una riflessione. Lo dico da 3 settimane. Certo è che è molto meglio sottrarre un'ora di energia al lavoro per una conferenza stampa aperta probabilmente ad un confronto sereno e pacato con gli organi di informazione, piuttosto che, voglio dire, manfrine così da dilettanti, no? Le formazioni sbagliate, le liste che non arrivano, la lista dei convocati che non venga pubblicata, poi tutte situazioni ovviamente che vengono in un certo qual senso poi Ingigantite dai risultati negativi. Ingigantite e poi ritirate ovviamente, perché non può andare avanti così. Anche ieri, voglio dire, negare che il Catania abbia giocato con un sistema di gioco a 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 sul fronte offensivo, negato nell'evidenza da Lucarelli, così come una distinta che invece raccontava il sistema di gioco in un altro modo, mi sembra sinceramente... Angelo, magari tutte queste cose potrebbero essere oggetto di un sereno confronto qui in studio anche con Lucarelli, perché Angelo, il sistema di gioco di ieri era quello con interpreti nel post gara diversi. magari c'hai Angelo, ma non anche sei raccontare che riempi la panchina di giocatori per non fare inutilizzabili, per non fare deprimere la squadra e per non fare deprimere il pubblico, mi sembra un ragionamento così lontano dalla professionalità che riconosco in Lucarelli, in Grella, in tutto un gruppo di anche colleghi che ovviamente seguono sotto profilo dirigenziale il Catania, che mi sembra di essere tornati indietro di 30 anni, 40 anni. Cioè, non succede nulla se si chiarisce che chi magari ricosta, questo appello di stasera può in qualche modo servire a... Angelo, non c'è bisogno di un appello, secondo me. Cioè, Alessandro, dovrebbe sto essere dicendo- una cosa sto dicendo, può spontanea. essere, vabbè, Certo. magari... mi chiedo come faccia la Pelligra non parla, Grella non parla, Carra non parla. Cioè, qualcuno... Evidentemente in questo momento si individua valorizza. in Lucarelli la persona deputata. Adesso io non voglio fare il difensore del Catania d'ufficio, No, attenzione, ma non c'entra, non prendetemi per quello Angelo, che... Però, Sì, ma secondo me lo metti ancora più in difficoltà, Angelo. ragazzi, io sto scusa. dicendo quello che... Oggi attaccare il Catania è come sparare sulla Croce Rossa. E quindi, se insomma, è vero che l'interesse di tutti noi è quello di rappresentare le situazioni per quelle che sono, non aiutare né demolire per partito preso nessuno, ma dire che è una squadra che è falcidiata agli infortuni, una serie di infortuni, non quasi tutti da traumi da gioco, che possono essere una emergenza inattesa nel contesto comunque di un gruppo di giocatori, ma sapere che dall'inizio di questo campionato la media degli infortunati è 6-7, lo era per Tabiani, lo è anche per Lucarelli, è una criticità che va chiarita nel senso: abbiamo sbagliato negli esami diagnostici nel momento delle visite mediche cui sono arrivati questi giocatori, abbiamo dei problemi col fondo sul quale ci alleniamo, diteci qualcosa che rappresenti una criticità evidente, diteci qualcosa che ci spieghi anche altre emergenze di questo gruppo e di questa squadra, che non si legano soltanto a chi gioca o a chi non gioca. Ieri, e concludo, la scelta di fare giocare Marsura lo reputo il più grande autogol pubblico che fa la società. Cioè hai preso un giocatore, lo hai valutato non idoneo a mantenere la titolarità prima in campo, poi di mantenere la maglia rossa-azzurra, lo hai messo in vendita, hai provato a cederlo a mezza Italia, Marsura non è andato via, siccome non sei riuscito a cederlo, a un certo punto non solo lo fai ritornare nei ranking, d'accordo, ma lo metti anche da titolare. Ieri non c'erano tante alternative, Angelo. Carlo, lì perdonami. davanti veramente... Il Latina guardi... aveva 6 defezioni e aveva 5 giocatori classe 2005 più un classe 2006 all'interno del gruppo dei convocati. Adesso chiunque
anche Gagliano è meglio di Marsura Penso. in questo momento, non per il Ma giocatore. nel ruolo non c'era, anche No. ieri erano in 16 disponibili, compreso il portiere, il secondo portiere, più 2 a mezzo servizio. Carlo. Dei 2 a mezzo servizio che avrebbero potuto sostituire Stai Marsura, Chiarella e Chirico. Stai Gli ragionando. altri, un Ma- difensore, perdonami, ma Chiarella ha Due giocato, terzini. Chirico ha giocato. Cioè, alla fine, voglio dire, tutto questo ambaradan. non potevano partire dall'inizio. Ma scusami, Chirico e perché Chiarella. non puoi partire dall'inizio e invece puoi farti Li ha rischiati solo l'ultima perché, mezz'ora? così ha detto Ok, ieri in conferenza, e allora, li ha rischiati solo perché facciamo stavano così, perdendo. o partono 20 e minuti hanno fatto. o partono e vengono convocati e giocano, o partono, vengono convocati e hanno un infortunio o un problema e non li porti in panchina, o altrimenti se li porti in panchina dici che non possono giocare, li fai giocare e soprattutto parti con una formazione che è disegnata e dove metti in campo un titolare che fino a 48 ore prima era un giocatore con le valigie pronte e con l'auto da parte della società, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ma Stop! ci ed è fermiamo. un qualcosa che sbanda Alessandro. le persone, sbanda gli organi di informazione, sbanda la gente che è a casa, che se la prende probabilmente in maniera incolpevole con l'allenatore di turno, col dirigente di turno o col giornalista di turno. Beh, allora, adesso vediamo qualche cosa. Tu preparati, Naomi, perché adesso arrivo da te. Io sono Però, pronta. C'è una Alessandro, classifica che volevamo Vuoi mostrare. vedere la C'era classifica la classifica delle ultime 4 giornate. allora, vediamo la classifica del e poi girone. vediamo gli episodi, poi vorrei fare un ping pong con Naomi e anche con i cugini. La classifica di Serie C nelle ultime 4 giornate. Sì, Che cosa succede che in Messina in comunque testa? non tiene conto della partita che era in corso stasera tra Casertano e Monterosi. Abbiamo realizzato, diciamo, prima della partita che si è disputata oggi pomeriggio. E come potete vedere in questa classifica ci sono due cose antitetiche: il Messina primo, squadra costruita per puntare alla salvezza, e il Catania praticamente terzultimo. Che ha fatto 2 squadre, questo diciamo nel corso di questa questo stagione credo che, visto che è un dato numerico, non si può contestare, cioè è la realtà purtroppo, al netto di tutte le Inconfutabile. avversità, di tutto quello che abbiamo detto, ma la classifica di questo segmento di campionato dice questo, che doveva essere il segmento di campionato in cui la squadra, alla Avrebbe luce dovuto? degli arrivi di gennaio, doveva Una sola incominciare a vittoria volare. nelle ultime 7 partite nell'anno solare 2024 Contro il Brindisi. contro il Brindisi. Questo Allora. è il dato, e poi tutto il resto è magari un racconto che magari rappresentato a 4 mani e quindi con la compartecipazione serena di tutte quante le persone che hanno un ruolo da questa parte e dalla parte societaria, può essere fatto, perché capire, comprendere, chiarire in questi momenti di emergenza e non lavorare magari 48 ore, come non sono assolutamente convinto stiano facendo tutti quanti in società, possa servire a colmare questo distacco che dai messaggi che leggiamo, da quello che ci arriva, dalla gente che va via dallo stadio e non saluta la squadra, inizia a farsi preoccupante. E Catania non è questo, Catania può dare tantissimo e determinati appelli vanno seguiti anche da comportamenti di comunicazione serena, chiara, pacata. Bene, allora, esaurita questa fase, vado un attimo da Naomi perché mi preme fare sentire davvero la voce di chi ci segue da casa. La voce censurata ecco. dopo perché tutti quelli con parolacce ovviamente giustamente Non noi possono andare non in onda. possono andare in onda, quindi tutto quello che vediamo che è condito da parolacce improperi purtroppo non E possono che andare chiedo in onda. ovviamente di non essere offensivi, ma questo è chiaro, normale. chiaro. Brevità nei messaggi, perché altrimenti abbiamo difficoltà. Prima c'era un messaggio lunghissimo di un gruppo di tifosi, ma è lunghissimo, non possiamo assolutamente Se lo concentrano. Ma se lo concentrano, ma c'è un riassunto del riassunto del riassunto. Andiamo da Naomi. Tanto domanda lecita da parte degli amici che ci seguono con attenzione. Ma Patanè non aveva detto che stasera avrebbe soltanto ascoltato?
le sue parole, c'è la fregatura, lui avrebbe ascoltato se stesso. Vabbè, ancora, qualcuno vuole il male del Catania, scrive zio Peppe Anastasi. Ti prego Catania, vinci per me, non posso più sentire il mio fidanzato sempre con la funcia. E anche questi sono problemi lati che però emergono col passare delle partite che perdiamo. Mi fate sapere come vuole vincere Lucarelli cambiando ogni settimana 7-8 giocatori a partita? Buonasera, solito Catania, solito 1-0, anche i migliori musicisti non sempre formano un'orchestra. Manca spirito di appartenenza, scrive un ex allenatore. Buonasera, mi spiegate perché la società non si sente dove si sente sempre Lucarelli? Diciamo che avete già affrontato questo argomento. Buonasera, fatemi parlare con il presidente Pelligra. Glielo dico io come fare con i giocatori. Deve attuare il metodo Massimino. Quando perdevano li faceva tornare a Catania a Peri. Leonardo Damascali. Metodi rudi. Semplicemente vi adoriamo. Bene, come Guarda messaggio... che non è un modo di dire, e neanche una di quelle cose, di quelle leggende metropolitane, quello che dice il nostro amico. Si dovevano organizzare ognuno per conto proprio per tornare. Perché... In mia presenza sarà capitato almeno un paio di volte. Un paio di volte ho dovuto dare... ad autostop. Esattamente, ho dovuto dare passaggi a giocatori e borsoni nella via del ritorno a fronte di sconfitte maturate in maniera così non gradita dalla dirigenza. Certo, è un altro calcio allora, di un secolo fa. C'è un ultimo messaggio. Sì, chiuderei con questo messaggio che tra l'altro è un rischio che incombe. Scrivono: aviremo su Susaro Nimolla, Piero C. Speriamo di no. Speriamo di Intanto ha comprato un club della Serie A australiana. Quindi... significa che comunque dentro il mondo del calcio evidentemente ci sta bene, ha capito che forse... Io non credo che lui in qualità di imprenditore insomma assisterà a questo trend così con le braccia conserte, anche perché è un rischio di impresa che col passare delle settimane aumenta. Gli investimenti corposi di quest'anno rischiano di essere vanificati. Speriamo comunque che abbia sempre chiaramente, entusiasmo, Alessandro. Si è detto abbiamo investimenti... posto le basi per il Catania del futuro, ma se le prestazioni dovessero continuare a svolgersi così, non lo so se questi investimenti resisteranno nel tempo. Non sono investimenti per il futuro, non sono investimenti soltanto particolarmente onerosi, ma sono anche investimenti prolungati nel tempo, perché i contratti che sono stati sottoscritti sono tutti quanti contratti che hanno durate ovviamente non stagionali e non semestrali, sono quasi tutti contratti da 2 anni con prelazioni, 2 anni con possibilità di prolungamento del contratto dall'una o dall'altra parte, ma la media è 2 anni. 2 anni significa che hai fatto un progetto affidando il progetto a Cristiano Lucarelli e se cadi nella tentazione, non succederà perché io sono convinto che il Catania prima o poi questo bivio lo supera e magari parleremo di tante altre cose, però dico, se dovesse cadere in tentazione... Scusami Angelo, una domanda. Alessandro, il Catania ha fatto il ricorso per Sturaro? No, e non lo farà. Sì, ne abbiamo parlato prima a fari spenti, ma dico, se dovesse cadere in questa tentazione rischierebbe di avere impostato un'idea di squadra modificando rispetto a quella dell'inverno, rimodulandola nel corso del mercato di riparazione, affidando alla volontà di Lucarelli e alle conoscenze di Lucarelli e anche all'impianto di gioco voluto da Lucarelli la individuazione di giocatori che hanno tutti i contratti biennali o buona parte di questi e poi dover fare tutto da capo. No? Prendere un direttore sportivo, lavorare sui desiderata di un altro allenatore o di un progetto completamente nuovo. Angelo, perdonami, ma un direttore sportivo adesso, non perché io sono il portatore di questo auspicio da settimane, stanno ridendo, i cugini ovviamente poi mi danno addosso, però dico, gli esuberi di questa fase di mercato sono anche frutto della mancanza di un direttore sportivo, perché il direttore sportivo secondo me è ancora più importante per le cessioni che per gli acquisti, ma sicuramente giusto, sì. Quindi non è una cosa senza conseguenze. Non è un caso che ti ho fatto l'esempio. Marsura ieri è ovviamente espressione di questo, l'esempio di Marsura, questo problema. No? È l'esempio di una situazione che il Catania, perché è una società nuova, perché è una società che ha bisogno
ancora di trovare determinati riferimenti e determinate coordinate, evidentemente ancora non ha colmato. Bene, allora, vogliamo vedere un po' di pallone? Sì. Adesso arrivo dai cugini, tranquilli ragazzi. Andiamo a vedere il gol. Vediamo di intanto Costantino. questa pillola, questo ritaglio, il primo episodio, cioè il gol annullato a Costantino, per dire che non è assolutamente un alibi, cioè il fatto che non sia stato concesso al Catania questo Ma gol. io ho ancora il dubbio perché a me è parso in fuorigioco. No. Adesso ti faccio vedere che non è, guarda. No. Guarda Allora, la difesa setto- del Latina, Angelo. Vedi, L'ultimo, coperto da i due che contendono il pallone a centrare. E più allora, indietro. se noi rivediamo adesso, abbiamo fatto dei fotogrammi diversi, questo è il momento in cui il pallone si stacca e lo stesso viene leggermente guarda i piedi di Costantino ingrandito. e guarda l'ultimo del Latina. è sul dischetto quasi, praticamente, anche se non c'è la prospettiva, però insomma, È assolutamente regolare. quindi cosa significa questo? Che Previsto così, sì. Errore gravissimo. errore grave, certamente, però non può essere un alibi, lo dobbiamo dire. No, D'accordo. però avrebbe permesso... Magari la partita sarebbe forse stata diversa. Avrebbe permesso innanzitutto a Costantino di non dire che ha giocato un bel po' di minuti, 7 partite, da quando è stato voluto da Lucarelli, avere realizzato soltanto un gol, che è un bottino davvero troppo basso per un giocatore che è stato chiamato Angelo, gli offensivi che sono arrivati a gennaio, Cicerelli un gol, un gol. Cianci 0 gol, Costantino un gol sul rigore. Peralta, sono, 0 gol. sono dati di fatto, cioè non ci possiamo nascondere dietro delle evidenze, o no? Oh sì. Bene, allora adesso andiamo dai cugini, dai ragazzi, vi ho un po' tenuto sulla corda, no? Adesso però ci siamo, è il vostro momento. Non li sentiamo, un attimo. Senza audio. Se Adesso Gagliano ce è meglio di Marsura possiamo candidarci a una maglia da titolare, Anche non no. so, no, io. Comunque, anche ritornando al discorso che diceva molto Pert con l'H in ente di Vagliasindi, almeno non abbiamo la squadra dove buttare i giocatori che non vogliamo più, dico almeno. E Iniziamo con dall'altra i giornali. Dall'altra parte del mondo dobbiamo mandare. Meglio lontani. Meglio lontani, che- vabbè, oltreoceano. Iniziamo Iniziamo nel marsupio di un canguro e li portiamo in Australia. Esattamente. Iniziamo con i giornali, il cantiere dello sport. Iniziamo col Cantiere dello Sport che intitola, tornando sempre su Lucarelli, Modulo Volant sconfitta Manent. Latinismo. A Latina si perde l'ennesima partita per 1-0 e a Latina l'ennesima reazione pari a nulla. Le interviste post gara, Lucarelli analizza la gara con i laziali. Per 60 minuti abbiamo giocato molto bene, ci è mancato solo il gol, le giocate per mettere gli attaccanti in condizione di segnare, un gioco che sviluppi palle e gol ed i passaggi per creare delle azioni. Andare in ritiro, valutiamo tutte le ipotesi, anche quelle balneari, visto che siamo a mare. L'allenatore della Latina Fontana. Partita con Catania semplice da preparare, basta non fare autogol per non subire reti ed in avanti nessun problema, tanto in un modo o nell'altro il gol arriva. Anche Eurogol. Lucarelli esalta il ritorno di Marsura. Eccoci qua. Il reintegro di Marsura con Chiarella acciaccato, Chirico non al meglio, Peralta e Cianci con la febbre, Di Carmine pronto a rompersi, la primavera non arruolabile, Zeoli col mal di schiena e Lodi senza lenti a contatto era l'unico e solo attaccante disponibile e ho scelto di farlo giocare. Devo dire che non ci credevamo manco Marsura di giocare veramente, comunque però Esattamente. Non sapeva che è disponibile Gagliano. esatto, forse il Gagliano veramente. Il Catania spopola online. Dopo le recenti prestazioni su diversi siti a luci rosse, sono cominciati a comparire gli highlights delle partite del Catania. Le immagini sono state caricate sotto la categoria masochismo. Ripartenza in ritardo, clamoroso ritardo del pullman in partenza per Catania. In mezzo è ripartito 30 minuti dopo l'orario previsto perché Di Carmine e Costantino non riuscivano neanche a centrare i portabagagli col borsone. Finiamo con l'ultima domanda, che è in arrivo anche un mental coach? Secondo me serve, ragazzi. Non so. La dirigenza tennea stava pensando di ingaggiare anche un preparatore mentale per aumentare la concentrazione durante le partite. Dopo aver però subito numerosi rifiuti da vari professionisti che ritenevano quello e teneva un caso disperato, si sta pensando di assumere un ambulante della fiera che possa settare i voci in maniera costante durante l'arco della gara. Le vagnate infatti potrebbero giovare a tenerli svegli durante le partite. Anche gli spettatori. Passiamo al resto del Il resto librino. del librino. Il resto del librino con sede? Con sede in Viale Bummacaro. Oggi così. Esattamente, oggi è così. Per San Valentino un altro cioccolatino. Il Catania perde l'ennesima partita fuori casa con l'ormai classico 1-0. Scusate, è scomparso quella cosa, lo prendiamo subito. Con l'ormai classico 1-0. Il copione è fin troppo scontato. Possesso palle inutile, manco mezza occasione da gol, un tiro e un gol degli avversari con un Eurogol e dopo il puppetto subito una reazione fulminea come Kid ed in Baccarello. In conclusione, avvessate sempre.
Le interviste post gara, anzi questo ragazzi lo sapete, più scuro di mezzanotte. Secondo il direttore dell'Istituto Geografico Ambientale della Fossa Creta, famosissimo. sembriamo a Svalbard, in Norvegia, un'inaghionna mai e c'è sempre buio presto, per 24 ore, per 2 mesi. La situazione a Polo Nord rispecchia il momento etneo. Più scuro di mezzanotte non può fare, ma vedi inizio stagione che è sempre mezzanotte. Ora in edicola presso il librino il nostro solito regalino, il regalo una bottiglia di Tafazzi da usare durante le partite del Catania come ulteriore gesto autolesionistico. Chiudiamo col direttore Pittera che con la sua chiosa dice come può tagliunnare una preoccupazione del genere, magari sta riferendo alla zona play-out comunque. Ma passiamo all'osservatore paesano che dice per far segnare il Catania ci vuole veramente l'aiuto lo signori, e questo se non lo dico loro. Tragico Fantozzi ci viene in aiuto. E passiamo per concludere a TV Sorrisi e Sfincioni, che è la nostra settimanale, diciamo, il rotocalco per chi ha in programma il classico Spoghi de Vocucchiti, che è in Rai 3, abbiamo mercoledì alle ore 23, chi l'ha visto? Gli invitati andranno alla ricerca di Vincent Grella, il vicepresidente sembra essere ormai scomparso dalle TV da diversi mesi. Dove sarà? Penso forse sarà quello di Raucedine, credo. O forse di mutismo selettivo, sì. Vediamo questa cosa. Giovedì a Mensa. C'è chi la vuole cotta su Antenna Sicilia. Ospite della ghiotta cucina di Totino e Desiree Ferrito ci saranno tutti gli attaccanti del Catania. Gli avanti, oltre a mangiarsi il gol in partita, si caleranno anche una cona in studio. Per concludere su Rai 1 lunedì alle 21:30 tali e quali show. Ospite della puntata sarà Mister Lucarelli che si calerà nei panni di Dabbiani, come possiamo vedere, per imitarne e superarne le gesta. Ci assomiglia. Grazie, Ci assomiglia ragazzi. vagamente. Abbiamo un'email. La mail, va bene. Abbiamo la Un'email. mail. Vai, Chi ci Davide. scrive? L'email l'abbiamo prontamente stampato. Sì. Ci scrive Ignazio Villardita, originario vietnamita, ma residente in via La Ferlita, parallela della ridente via Fiorita, che chiede a Patanè. Girano parecchie voci a Catania sul fatto che uno dei più stretti collaboratori di Pelligra stia convincendo il presidente ad acquistare la sostenibile Sampdoria. Lei per caso sa chi gli vuole così male? Visto che fosse il Sampdoria parto, forse è pieno di debiti. forse che il parto non gli basta, voleva anche. Va bene, Ragazzi. pungenti, Sono come sempre. assolutamente sì. Allora, ci fermiamo un attimo, pubblicità, dopo torniamo con Naomi e poi vedremo anche il 3-2-1 perché si è giocato un turno intero anche se si completa stasera con le altre partite. Ma vediamo intanto, facciamo la sosta. Torno in studio prima da passare da Naomi per dire che c'è un messaggio: Patanè, queste polemiche mi sembrano inutili e sterili, non aiutano certo a risolvere i problemi. È una cosa personale per te questa. Non so con chi ho litigato, mi pare che anzi oggi Ha subito gli strali più che altro. Oggi qualcuno potrebbe dire che invece sono stato molto cauto, chiedendo invece un confronto molto sereno, molto serio, molto pacato tra dirigenza e gente. Anzi, mi fa piacere che comunque qualcuno abbia ritenuto che ci siano anche degli spunti di riflessione sui quali dobbiamo magari. Mi chiedono perché non c'è la VAR in Serie C, c'è solo nei playoff. Sì. Perché non durante tutto il campionato? perché non Perché c'è. per un problema di costi, Di costi, certo. ovviamente non è producibile anche in Serie C. Naomi. C'è un argomento diffuso nei messaggi che è quello che riguarda la primavera, perché scrivono: ma se sono tutti malati, qualcuno della primavera non lo poteva portare? Ancora, buonasera, mi preoccupa il fatto che il nostro numero 10 di Carmine non segni più, solo grazie a lui siamo ancora fuori dai play-out, è l'unico vero attaccante, Magari, scrive però, Luca. Alessandro voleva subito rispondere a questa situazione della primavera che è stata esplorata in una sua intervista proprio a Lucarelli. Durante una conferenza stampa, credo quella che ha preceduto la partita con la Casertana, Sì. ho chiesto a Lucarelli appunto se in determinate situazioni di emergenza non si potesse fare ricorso al settore giovanile non come circostanza eccezionale ma come coinvolgimento i migliori prospetti del settore giovanile per fare respirare l'area della prima squadra e poi insomma di volta in volta portarli in panchina oppure farli entrare. Ma a maggior ragione Lui- se c'è un'emergenza così. Appunto, lui mi ha evidente. risposto che è un lavoro, quello del settore giovanile che ha avviato il Catania l'anno scorso, che potrà dare i suoi frutti tra almeno altri 2 anni. E in questo momento, tra tutti quelli che sono stati osservati nel settore giovanile, ci sarebbero anche 2 profili interessanti, ma giocano in ruoli dove il Catania, prima squadra, attualmente è coperto. Quindi queste considerazioni le abbiamo fatte insieme a Lucarelli. Dico io in più, fuori dal discorso della domanda a Lucarelli, che probabilmente
il vantaggio di aver avuto l'anno scorso un campionato insomma al comando con distacchi siderali dalla prima all'ultima giornata, poteva anche dare l'occasione per portare in prima squadra e fare esordire 4, 5, 6 ragazzi del settore giovanile, fargli fare presenze e poi magari quest'anno dare continuità con un lavoro da portare avanti nella stagione in corso, allora, secondo me. Adesso vediamo il 3-2-1, facciamo un break, rivediamo quello che fanno gli altri. Per farci malissimo. Esattamente, rivediamo. Per Grazie a farci Francesco malissimo. Triolo, vediamo cosa è successo, cosa sta succedendo in questa giornata. I playoff come obiettivo iniziale che si sta materializzando partita dopo partita. Guardate come il cammino costante dalla fine del girone di andata ha portato il Taranto di Eziolino Capuano lassù ad un tiro di schioppo dalle primissime. Una squadra che non molla mai, la rete di Canutè a 2 dalla fine lo testimonia, perché il pareggio sembrava consolidato contro un Giuliano che nelle ultime 5 gare aveva conquistato più punti della Juve Stabia, ma Capuano è stato bravo nel costruire l'approccio della sua squadra. 8 calci d'angolo nei primi minuti, tante occasioni e sostituzioni sempre in chiave offensiva. La vittoria dà entusiasmo soprattutto alla piazza e proprio la mentalità del tecnico sta coinvolgendo tutta la squadra. A Crotone sarà un bel banco di prova per gli Eziolino Boys, che guadagnano punti sulle prime quasi inaspettatamente, visto che le altre lassù non sono andate oltre il pari. Iniziamo dall'Avellino, che a Potenza non è riuscito a riscattare la sconfitta casalinga contro il Messina. La squadra di Pazienza si è fatta raggiungere sui titoli di coda dopo aver ribaltato nel secondo tempo il gol iniziale Candellori, ma le reti d'ausilio Rigione sono state rese vane da quella di Saporiti. Resta un primo tempo brutto degli Irpini, la contestazione dei tifosi verso tecniche e giocatori, un momento non semplice proprio quando l'Avellino aveva il calendario giusto per tentare l'aggancio alla Juve Stabia, e invece ha fallito proprio in casa, dove si presenta la necessità di sbloccarsi lunedì nel derby con la Casertana per ritrovare fiducia e ridare compattezza all'ambiente. Il pareggio che non ti aspetti però è soprattutto quello della Juve Stabia. La capolista è stata bloccata dal fanalino di Cota Brindisi al termine di una gara anche combattuta. Alla squadra di Pagliuca squalificato stavolta non è bastato costruire gioco ed occasioni da gol. Il pullman della concretezza piazzato dai pugliesi davanti alla porta ha avuto la meglio. Una quindicina di azioni pericolose costruite, gioco e cuore, ma poco cinismo davanti alla porta e qualche peccato di leziosità che non ha aiutato. Il distacco è rassicurante, ma occorre stare attenti a non sottovalutare alcun avversario, a prescindere dalla categoria, anche perché il calendario adesso entra nella fase decisiva, a cominciare dalla trasferta a Catania contro una squadra ferita ed arrabbiata. Allora, una squadra ferita e arrabbiata, noi non abbiamo sentito l'audio di fondo nel pezzo, non so perché, però c'era la musica, però noi nello studio non l'abbiamo assolutamente avvertita, non l'abbiamo sentita. Il problema è che balla soltanto. Può capitare. Il problema è che balla solo il Catania. Ma il Catania è arrabbiato e ferito? In questo momento il Catania non può non essere arrabbiato, perché sono giocatori che hanno comunque spessore, dignità e anche caratteristiche importanti. Non può non sentirsi ferito, ma tra sentirsi ferito da eventuali ingiustizie o maggiori bravure degli avversari, piuttosto che fare harakiri come ha fatto il Catania nelle ultime apparizioni, ce ne passa. Proprio per questo motivo bisogna colmare questo distacco tra magari trovarsi feriti nel corso di una partita e trovare anche invece lo spunto, la forza, il coraggio e la bravura per ribaltare la situazione, per cucirsi le ferite e ripartire più arrabbiati di prima. Chiudiamo ma la che parentesi. arrabbiati non debba significare con espulsioni, perché nelle ultime quello 4 fa male, partite ci mancherebbe altro. questa tensione nervosa ed emotiva ha portato il Catania a finire 3 di 4 partite in inferiorità numerica. 2 rossi diretti, un rosso per somma di ammonizioni, significa che a volte il nervosismo passa attraverso anche situazioni scellerate che magari possono emotivamente svilupparsi. Vorrei sentire Alessandro. No, perché abbiamo visto le immagini della partita del Taranto e il gol di Canutè mi ha colpito la circostanza di quanti uomini del Taranto
attaccavano la porta e vorrei capire, e lo chiedo a un allenatore qual è Carlo, se in questi problemi offensivi del Catania c'entra anche il fatto che magari il Catania non attacca con un numero di uomini adeguato per riempire bene l'area di rigore, o se è solo una mia sensazione. Succedeva spesso nell'era Tabbiani, dove col 4-3 si andava difficilmente a riempire l'area. Nella prima gestione Lucarelli 4-2-3-1 con interpreti specifici, mi ricordo un ottimo centrocampo con Quaini e Zammarini e Rocca che andava a giocare da sottopunta, anche se non era un realizzatore e non è sicuramente specifico in quel ruolo, però dava tanta quantità, si buttava tante volte dentro. In un paio di partite riuscivano ad attaccare la porta molto bene i giocatori del Catania. Ultimamente stanno facendo parecchia fatica. Le tante partite consecutive, i tanti infortuni, la poca brillantezza hanno il loro peso in questo momento, però domenica credo che sia, mi allaccio un attimo alla partita di domenica con la Juve Stabia, sia la partita giusta e arriva la squadra giusta per risvegliare un ambiente che in questo momento è depresso e può dare l'adrenalina giusta, la scarica giusta di adrenalina a una squadra che in questo momento è malata. Altre due considerazioni prima di guardare Pagelle e il prossimo avversario. Un problema che risalta di queste prestazioni così opache del Catania è che il Catania tende ad accettare l'avversario, un Catania che non riesce a imporre i suoi argomenti, ma è come se giocasse in attesa che l'avversario sbagli anziché aggredire la partita, una mia sensazione. Un'altra cosa, che da diverse partite si è smesso di lavorare sulle palle inattive, non ci sono più situazioni da calcio d'angolo, capacità di sfruttare le punizioni, assolutamente, non lo stiamo più vedendo, quindi dopo quell'esploit iniziale probabilmente gli avversari hanno iniziato a prendere degli accorgimenti sulle palle inattive, studiando videotape eccetera. Evidentemente serve qualcos'altro, qualcosa di diverso per tornare a essere competitivi in questi aspetti, perché molto spesso a Carlo le partite si risolvono o si sbloccano, si risolvono su queste cose. È vero che il Catania ha giocato una partita ogni 3 giorni e mezzo, ogni 4 giorni, è altrettanto vero che tutte le altre squadre hanno fatto lo stesso percorso del Catania, ad eccezione della partita che ha dovuto recuperare col Picerno, che era stata rinviata per causa di neve. Tutte le altre formazioni si trovano nella stessa condizione di dover preparare, allenarsi le partite allo stesso modo. Mi preoccupa di più, per esempio, avere in panchina Furlan, ancora non titolare in questa squadra. Mi sono preoccupato quando ho sentito dichiarazioni nel passato di Lucarelli, quando parlando dei giocatori acquistati a gennaio ha spiegato che alcuni di questi non giocavano, chi dal 2022 se non ricordo male, facciamo una partita Welbeck titolare chi Cicerelli riferiva al 23 è Furlan, che comunque non fa uno di quei ruoli per cui deve fare 15 km nell'arco di una partita, no? Come si fanno 5-6 km, ma deve fare il portiere. Se lo hai preso per essere il primo, dopo che il secondo, che è diventato primo, si è infortunato, e dopo che il primo, che era diventato secondo, lo ha restituito, e oggi giochi col terzo, ammesso che Albertoni abbia fatto delle cose anche discrete e magari però ovviamente risenta dell'inesperienza e del fatto che comunque era il terzo portiere di questa squadra, il fatto che ancora Furlan non inizia a giocare nel ruolo di un portiere è una situazione che mi preoccupa, o meglio vorrei capire in questo rapporto di aperture, tanto non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché poi d'accordo, vediamola distinta, vediamo che Albertoni gioca titolare, che Furlan è in panchina, ce ne accorgiamo tutti, cioè, il segreto di Pulcinella finisce poi nel momento in cui comincia la partita, nel momento in cui arrivano le distinte ufficiali. A volte anche le distinte ufficiali hanno questo gioco di magia
per cui i giocatori sono sistemati nel campo per così magari dare all'allenatore avversario la possibilità di immaginarselo in un modo e poi si giochi in un altro, per poi ridire che non abbiamo giocato così, ma abbiamo giocato così. Però io credo che nella testa di Lucarelli in questo momento ci sia la voglia e la premura di poter contare su tutto l'organico per poter schierare una squadra che in questo momento, con il mercato finito, si possa schierare con un 4-2-3-1, con un centrocampo a 2, con Sturaro e Oteio o Welbeck, e sottopunta uno tra Andoia e Peralta, con Chiricò a destra, Cicerelli a sinistra e Di Carmine prima punta. Credo che sarebbe tanta roba una squadra nel pieno della propria condizione psicofisica schierata in questo modo. io spero invece che Lucarelli ritorni a essere quel Lucarelli che ho conosciuto 2 anni fa, 3 anni fa, quello che si incazza, quello che si arrabbia, quello che dice cose... Anche oggi. Non mi sono spiegato. Puoi dire anche cose scomode, ma che non evochi discorsi di una retorica disarmante, no? Cioè, la guerra, la fame del mondo, i bambini che muoiono, sono cose che dispiacciono a tutti quanti, ma rappresentarli come i disastri che ovviamente riguardano l'umanità intera rispetto a una partita di calcio, allora non andiamo neppure a giocarla quella partita di calcio. Cioè, se io per stare bene devo pensare che c'è tanto peggio e c'è gente che soffre veramente. Dobbiamo mandare la pubblicità. Quando analizzo una partita di calcio, la riflessione... vuol dire che ma non le ho fatte queste riflessioni. La riflessione è vera e saggia. Ora, o sei a Sanremo e magari puoi mandare un messaggio all'umanità, come ha fatto qualcuno durante l'esibizione in Mondovisione, sulla guerra, sulla fame, dopo essere stato applaudito dalla gente, o altrimenti magari questa riflessione te la fai seduta al tavolo, oppure la fai dopo una vittoria e dopo che hai preso gli applausi. Farla dopo una sconfitta. Dobbiamo mandare la pubblicità, ci ritroviamo fra poco, abbiamo le pagelle, le contropagelle, i messaggi da casa, il prossimo avversario, c'è tanto da fare, abbiamo pochissimo tempo. A dopo. Bene, torniamo allora alla partita di ieri, Alessandro, brevemente facciamo vedere il gol come nasce realizzato il gol di Riccardi. dal Latina, grazie alla regia che chiaramente ci agevola adesso la clip. Qui già c'è stato un errore di Alessio Castellini in un appoggio all'altezza della linea di centrocampo, parte il Latina, qui Paganini, questo pallone viene rinviato di testa, questa svirgolata e poi un grandissimo gol, questo veramente non calcia in modo perfetto, guardate la posizione del corpo, perfetto, imparabile, però Catania che vedete... Guarda i 3 attaccanti come sono lontani, solo Cicerelli riesce a fare questa corsa in ripiego. Sì. E poi chi doveva andare a chiudere su Riccardi? Non c'è né Marsura né Costantino nei pressi. Non ci sono. Dico, nel momento in cui svirgola il centrocampista della Latina, chi deve andare? C'è Welbeck che lo va a condannare, ma lui fa un gol straordinario, quindi io ritengo che i due, sia Marsura che Costantino, un tantino di più vicini, ma anche un fallo tattico, dovevano stare. Carlo, un fallo tattico sul portatore di palla che taglia il campo, poteva stare. Prima ci poteva stare. Sì. Allora, abbiamo visto come anche, un gran gol, anche questa azione. Adesso vediamo le pagelle, grazie a Naomi, vediamo un po' cosa ci propone Alessandro oggi. Questa sera, vista la situazione di profonda amarezza, non abbiamo neanche fatto la schermata a parte del migliore. Comunque il migliore a nostro avviso è Welbeck, vediamo nell'ambito comunque di voti molto molto bassi. Una mattanza quella di Vagliasindi, ma con l'aiuto della regia vi mostriamo tutto il campetto e partiamo dal voto attribuito a Lucarelli, stasera voto 4, per Albertoni voto 6, a Castellini voto 5, stesso voto anche a Chiricò, 5 pure per Curado, 5,5 a Contec, 4 a Celli, per Rapisarda appunto senza voto per i pochi minuti disputati, Buà voto 6, Teio 4,5, a Welbeck 6,5, 6 a Cicerelli, 5 a Di Carmine, Costantino voto 4,5, 4 a Marsura e 5 a Chiarella. Allora, abbiamo pagelle, mi pare che
Il mezzo punto in più a Costantino per il gol che aveva realizzato era Che è valido. stato annullato. Ma E i due lisci di prima? se no era 4 ovviamente. Bene. Quindi insomma l'equilibrio sta nel gol che è stato annullato. Adesso vediamo le contropagelle. Ma dai. sì, dai, perché sennò Vediamo, la situazione siamo è un po' più greve. leggeri. Greve. Le contropagelle con i cugini. Le pagelle quelle serie, dai. Certo. Anche se oggi Davide. abbiamo forse un Turipirivitero un po' amareggiato, per non Sì, dire era depresso. depresso. Non anticipiamo nulla. Lanciamo. No, perché- Tu sei la gioia della società. A Bertoni senza voto. C'arriano pochi tiri e ridevo che cacciarivano a melona e essere un Eurogol che ha preso un zonna. Difesa senza voto. Hanno sopra la coscienza centinaia di serate di San Valentino appizzate. Perché mencite ci fa l'occhio e c'è piatto. E tu pensa, come porta più nena non c'è la massura. Sa quando acchiappatini. Centrocampo senza voto. A pittere fuori l'aria ci ha mai fatto la domanda scritta Franco Bollato Presidente della Repubblica. Cinquantisti senza voto. Com'era? Compreremo estenni che ci faranno alzare dalle sedie? Vero è? Oggi mi susira la seggia e poi fusa che dai bacconi. Attaccanti senza voto. Ora come ora sull'attacco ci abbiamo ma più bobbato ci facesse sicuramente più combassa. Allenatore senza voto. Cristiano, dilla la verità, non ci sta capendo niente, vero? Società senza voto. L'ultima volta che ne visto uno con microfono in mano mi pare che era con Cascio Villari. torniamo di nuovo insieme, devo dire che però voto per tutti uguali, ecumenico, coerenti. Sì, andiamo dai cugini. Moderati Sì, anche no, loro. perché comunque avevamo una domanda nostra a Sicutaware per Patanè e Vagliasindi. È una cosa importante, secondo me. Sì, Drake D'Aquino. Una domanda per Padane e Vagliasindi. Secondo voi stiamo piddendo tutti perché Lucarelli fa strategia, s'ammuccia o non vuole dare punti di riferimento per il giorno 28? Oppure pidiamo perché siamo scassi? Li perdiamo perché ancora, fin tanto che non abbiamo chiare le idee, se la colpa è degli infortunati, se la colpa è degli assenti, se la colpa è dei giornalisti o dei tifosi che non applaudono, che fischiano, che si dicono alle spalle, se nel frattempo arrivano le vittorie rischiamo di perderne qualcun Patanè per altro. Scaramanzia diciamo che è Io dico la strategia, mia. va? Diciamo che è strategia. Sentiamo Alessandro. Io rispondo alla domanda con serietà, nel senso che io penso che non si sia creata al momento l'alchimia tra i nuovi e i vecchi. C'è un gruppo oggi che sembra in campo, fuori dal campo non mi permetto di dare valutazioni, in campo non sembra un gruppo coeso. L'alchimista lo dobbiamo cercare. Sì. Esattamente. Alessandro, adesso vediamo il prossimo avversario, così La Juve Stabia. No, vediamo la grafica che ci agevola adesso la regia. Eccola qui. Juve Stabia capolista, fuori casa 7 vittorie, 5 pareggi, una sola sconfitta in 13 gare, 21 gol fatti e 10 subiti, quindi un rendimento esterno assolutamente rilevante. Nelle ultime 4 uscite, vittoria a Picerno, pareggio ad Avellino, vittoria a Potenza e a Monopoli. All'andata finì 1-0 con un gol in netto fuorigioco. I migliori marcatori sono Candellone con 8 reti, Adorante e Bellic, che è un difensore col vizio del gol, 5 reti. Allora, io direi di fare un ultimo passaggio. Non sappiamo le quote a cui viene data Angelo, Catania Juve ma Stabia, ma cosa se servono? avessi un euro, io non gioco, non frequento E allora, circoli di gioco. scommetteresti sul Catania? Io scommetterei sul Catania e magari è un augurio, magari è un desiderio. Non metterò il giubbotto verde perché me lo tiro fuori per la partita con Rimini. Ah, quindi lo stiamo incelofanato. L'abbiamo incelofanato per quella partita che per noi diventa davvero importante. Per Scaramanzia, Angelo, una partita discreta e una brutta finora. Sì. Domenica dovrebbe essere la partita discreta, Taranto quella brutta, con Rimini quella discreta. Quindi se andiamo verso il 28 c'è una speranza in più. Passa la battuta. Abbiamo un ultimo minuto da dedicare
ai messaggi, dai, Naomi. E dedichiamo anche questo minuto a Patanè, che è bistrattato, bullizzato a tratti. Invece gli leggo dei bei messaggi, scrivono: io sto dalla parte di Patanè, non mollare, sei un grande. Poi c'è pure questo versetto. Non le ha regalato il giubbotto questo. Può essere. No, addirittura viva Patanè, che dice sempre la verità, viva Patanè, questo è un motivetto, Franco Bicicletta. Ancora, salve, considero il Catania una squadra molto lenta e poco determinata, ma lo continuerò a seguire perché sono pieno di speranza, meno male. Buonasera, ma non pensate che con filosofia e con le prospettive e con le chiacchiere siamo messi? Al momento Tabiani meglio di Lucarelli, e questa tesi purtroppo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Ma quando una va a vincere una partita, Pepammi, meno male che siamo vicini. Toni Lineri che sottolinea l'incombenza di queste festività. Un saluto a tutti, in particolare a Carlo Breve e Patanè. Non ricordo mai un Catania così scadente nel gioco, e voi dall'amico della Scala. Non rispondete, poi alla prossima puntata rispondete. Da quando sono nato il Catania è sceso in Serie C e spero di riuscire a vedere la squadra del mio cuore in Serie B o A. Forza Catania. Comunque, l'analgesico Patanè mi fece passare un mal di testa, posso andare a dormire. Buonanotte, Piero C. E per oggi è tutto. Benissimo, grazie. Io un'ultima considerazione con Carlo, abbiamo pochi secondi. La partita con la Juve Stabia è una partita complicata. Dicevamo ieri, l'abbiamo ribadito oggi, che secondo me arriva l'avversario migliore per dare una scarica di adrenalina importante ai ragazzi, la voglia di reagire, di vincere e far passare questo momento così negativo. Veramente una vittoria sarebbe un toccasana importante per la squadra. È una sconfitta sonora? Ci si ripiomberebbe di nuovo. Però devi essere coerente. Prima dici che se avessi un euro... La mia è una domanda. Non è No, la mia è una domanda. È una provocazione. È una provocazione. È una provocazione. Pensiamo positivo, Angelo, Bene, anche pensiamo io. a una grande prestazione, e poi il risultato, secondo me, se il Catania fa una grande prestazione con la qualità della rosa a disposizione, recuperando qualche giocatore importante, facendo una grande prestazione può vincere, può battere la Juve Stabia. Grazie a Carlo Breve. Abbiamo salutato già Naomi, buona serata anche a lei. Ci vediamo domani, non ti preoccupare, sto qua. Sono problemi. Andiamo dai cugini, buonasera ragazzi. Sì, ciao. Ragazzi. Buonasera ad Alessandro, A voi. Buonasera, ad Angelo buonasera a Patanè, tutti. a tutti voi la buona serata. Angelo, grazie. Avevo salutato anche Carlo, ovviamente volevo solamente... Palinsesto, ricordiamo che vabbè, insomma, le solite non ci cose. facciamo mancare niente. Domani c'è preview, quindi non ci sono problemi, c'è Marco Carli e quindi siamo a posto. Domenica sera partita. Domenica sera c'è la partita, lunedì torniamo con Corner, ma prima c'è anteprima all'ora di pranzo, poi sabato c'è tutte le altre produzioni, ma è troppo presto. Ok. Buonanotte, ci dicono che dobbiamo chiudere. Buonanotte.